Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Cade dal quinto piano, grave un bambino di 10 anni che adesso lotta tra la vita e la morte. È accaduto a Trapani. Ancora da capire come il bambino, che è autistico, sia volato giù dal balcone di casa dove vive con la mamma. Omicidio Mattarella, l'ex prefetto Piritore respinge ogni accusa di depistaggio sul guanto ritrovato nell'auto dei killer dell'ex presidente della regione. La difesa annuncia il ricorso contro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti non dà per il momento il via libera e manda il fascicolo all'organo collegiale. Un'udienza mercoledì. Ciucci dice fiduciosi su esito positivo. Intanto WeBuild avvia le selezioni per le assunzioni. Dopo 40 anni apre lo svincolo di Brancaccio a Palermo, uno snodo cruciale per la viabilità palermitana. Il taglio del nastro mette fine ad una telenovela infinita. Torna l'estate in Sicilia, anche se solo per il weekend. Picchi di 30 gradi oggi e domani nella parte orientale dell'isola, presi d'assalto spiagge e litorali. Oggi è il Pasta Day, tutti pazzi per il piatto che rappresenta l'Italia nel mondo. Musica e Negramaro infiammano il Pala Rescifina di Messina, stasera l'ultimo dei 3 concerti di fila che hanno regalato emozioni fortissime al pubblico che ama la band salentina. Il calcio per il Palermo in campo oggi a Catanzaro con qualche dubbio di formazione per Inzaghi. Domani altro big match al Massimino per il Catania, pronto a sfidare il Benevento. Toscano, la competizione interna ci aiuta a migliorare. Bentrovati. Alessandro, il bambino trapanese volato giù dal balcone di casa dopo un intervento chirurgico praticato al Sant'Antonio Abate, è stato trasferito d'urgenza al Di Cristina di Palermo. Le sue condizioni rimangono gravissime, come ci racconta Laura Spanò. È stato trasferito d'urgenza negli soccorso a Palermo il piccolo Alessandro, il bimbo autistico di 10 anni che nel tardo pomeriggio di venerdì è volato giù dal balcone del palazzo dove abita con la mamma a Trapani. Alessandro è ricoverato in condizioni gravissime al Di Cristina. Già ieri sera al Sant'Antonio Abate, dove il bambino era stato immediatamente trasferito, i medici hanno tentato l'impossibile praticando un delicato intervento chirurgico, una corsa contro il tempo per tentare di salvare il piccolo, poi la decisione di trasferirlo nel nosocomio del capoluogo siciliano. Gli investigatori della squadra mobile di Trapani intanto indagano su quanto accaduto nell'appartamento del quinto piano di via Pantelleria. Si indaga sulla dinamica dell'incidente. Con tutta probabilità il bambino sarebbe sfuggito al controllo della mamma. Tutto è avvenuto attorno alle 17:40, a lacerare il silenzio del quartiere un tonfo improvviso e le urla strazianti di chi, suo malgrado, ha assistito a quel tragico volo senza poter far nulla. La città ora si è stretta alla famiglia del piccolo, in questo momento straziata dal dolore. Il delitto Mattarella, l'ex prefetto Piritore respinge ogni accusa di depistaggio in merito al guanto ritrovato nella 127 guidata dai killer dell'ex presidente della regione. La difesa annuncia ricorso contro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Olazio Longo. Quel guanto lasciato sotto il sedile della Fiat 127 avrebbe potuto dare oggi forse un volto al killer che il 6 gennaio del 1980 uccise il presidente della regione Piersanti Mattarella. Ma di quel guanto destro di pelle marrone non c'è più traccia, come dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Scomparsi subito dopo gli attentati. Per mano di chi non è possibile dirlo. Di certo, dopo più di 40 anni e con le ultime indagini della Procura di Palermo, l'idea del grande depistaggio istituzionale sembra sempre più concreta. L'ombra di pezzi delle istituzioni dietro al sistematico inquinamento delle prove. Con l'accusa di depistaggio è stato posto ai domiciliari Filippo Piritore, ex poliziotto della squadra mobile, arrivato ai vertici di questure e prefetture di mezza Italia. Secondo l'accusa sarebbe lui il funzionario infedele che avrebbe contribuito a far perdere le tracce del guanto, costruendo un castello di bugie. Alla squadra mobile è stata ritrovata dalla DIA la relazione con cui Pipitore diceva di avere fatto consegnare il guanto all'allora PM del caso Piero Grasso. Ma Piero Grasso nega
che questo sia mai avvenuto. Del resto, dice, non vi era alcuna ragione investigativa per far arrivare il guanto direttamente sulla mia scrivania. Se fosse stato davvero consegnato, vi sarebbe un atto di ricevuta mio o della mia segretaria. In quei giorni, dice Grasso, fecero di tutto per fermarci e del guanto non vi fu alcuna traccia. Intanto l'ex prefetto Piritore ha respinto ogni accusa nel corso dell'interrogatorio fatto davanti al GIP Antonella Consiglio. Se avessi voluto far scomparire quel reperto non avrei scritto nulla, ha detto. Secondo la procura, Piritore avrebbe commesso il reato di depistaggio nel corso di un interrogatorio dell'anno scorso. La difesa di Piritore ha annunciato il ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare disposta dal GIP. Il ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti non scioglie i dubbi, anzi chiede nuove verifiche. La fiducia della società Stretto di Messina. Tutto questo proprio quando Webuild ha lanciato le selezioni per le assunzioni. Francesco Triolo. Da un lato Webuild che lancia la piattaforma per le selezioni delle assunzioni per il ponte sullo Stretto, dall'altro però la Corte dei Conti che non ritiene superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell'esame del provvedimento e rimanda gli atti al collegio. Adesso ci sarà tempo, termine ultimo sino al 7 novembre, per la definizione del procedimento di controllo. I rilievi nel documento della magistratura contabile riguardano tra le altre cose la concorrenza sul bando di gara anche alla luce delle significative modifiche intervenute nel progetto originario e delle sostanziali modificazioni rispetto alle modalità di finanziamento dell'opera. Tanto basta per riaprire la contesa politica attorno all'opera con Verdi, Sinistra e CGIL che chiedono espressamente di fermare il progetto, mentre dalla Lega c'è chi parla di ostilità da parte della Corte dei Conti, che, da parte sua, sottolinea come, tenuto conto della particolare rilevanza della infrastruttura, è esigibile un maggiore livello di esplicitazione delle valutazioni effettuate. Alcune condizioni, infatti, sembrerebbero non compiutamente soddisfatte. La Stretto di Messina, da parte sua, mostra comunque fiducia sull'esito positivo dell'esame della Corte, nella convinzione, scrive la D. Pietro Ciucci, di aver operato nel pieno rispetto delle norme, nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle sezioni centrali della Corte dei Conti del prossimo 29 ottobre, ha annunciato Ciucci, dove verranno fornite da parte delle istituzioni competenti tutti i nuovi approfondimenti richiesti. Dopo circa 40 anni a Palermo questa mattina è stato inaugurato lo svincolo Roccella-Brancaccio, uno snodo cruciale per la viabilità palermitana, ma non sono mancate le polemiche per i troppi ritardi, come ci racconta Marco Gullà. Dopo circa 40 anni, da oggi lo svincolo di Roccella, o meglio di Brancaccio, è stato finalmente aperto. Uno snodo cruciale per la viabilità palermitana. Non sono mancati intoppi, come quando, a fine settembre, proprio pochi giorni dopo il via alla bonifica, si è registrato l'ennesimo abbandono illegale di rifiuti ingombranti. Il taglio del nastro mette fine a una telenovela infinita. Questo svincolo viene concepito in un altro secolo e viene realizzato sicuramente tardivamente rispetto ai tempi europei, però l'importante è che questa amministrazione sia giunta, è stata capace a mettere la parola fine a un lavoro tanto atteso e tanto in ritardo. Sono stati impiegati 3.200.000 euro che sono il frutto di una convenzione a scomputo con la società che aveva costruito il forum, completato credo nel 2009, quindi con 15 anni di ritardo impegniamo le somme, facciamo un accordo e consegniamo alla città la famosa Porta Sud. Polemiche, critiche, un tratto di strada che collega l'autostrada con la periferia del capoluogo, rimasto in naftalina per 4 decenni. Un'icona delle incompiute, finalmente compiute. Lo dico con convinzione che mai come in questi mesi si è registrato un rapporto di collaborazione così dinamico e strategico tra il governo regionale ed ANAS, in persona sia del suo amministratore delegato Giorgio Gemme che del nuovo direttore regionale. Colpo di coda dell'estate in Sicilia, dove domani nelle province di Catania e Siracusa sono previsti anche 30 gradi e c'è chi ne approfitta per un bagno fuori stagione, come ci mostra Emanuela Corsi. È un fine settimana che sa di estate in Sicilia. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo in queste ore l'isola, dove nella giornata di domani si prevedono temperature tipicamente estive. Sarà un weekend particolarmente caldo in Sicilia,
soprattutto nella giornata di domani, quando in alcune aree tra il siracusano e il catanese, con l'arrivo dei venti di libeccio, si potranno raggiungere valori anche attorno ai 27-28 localmente, e anche 29, se non addirittura 30 gradi. Sole tanto caldo, quindi, che per gli amanti del mare diventa un'occasione per fare un bagno fuori stagione. Qui siamo a San Giovanni Licuti, borgo marinaro di Catania, preso d'assalto dai bagnanti. Meravigliosa, bellissima, caldissima. Vi consiglio di venire tutti quanti al mare. Siamo a Ferragosto, meglio di Ferragosto, ma l'anno scorso comunque era la stessa cosa. Sempre mare forever, San Giovanni Licuti soprattutto forever, perché è bellissima. E avevamo pensato di andare a mare stamattina, ora vediamo, andiamo a casa, prendiamo tutto l'occorrente e ritorniamo magari. Un colpo di coda dell'estate che terminerà nella giornata di domenica. Da lunedì, infatti, l'autunno inizierà a farsi sentire. La prossima settimana sarà caratterizzata da un tipo di variabilità positiva tipica del periodo autunnale, però mancheranno quelle che sono le perturbazioni che apportano le grandi piogge. Per quelle probabilmente bisognerà aspettare il mese di novembre. Cambiamo argomento adesso: degrado, topi e disagi quotidiani. Siamo a Caltanissetta, in via Gentile. I residenti vivono in condizioni sempre più difficili, tra rifiuti, buche e un ascensore fuori uso. Vediamo il servizio di Rita Cinardi. Topi, buche lungo tutto il manto stradale, immondizia, scarti edili, un ascensore fermo da settimane. Via Gentile a Caltanissetta ormai un quartiere da incubo per i suoi residenti, costretti a convivere con il degrado nonostante le innumerevoli segnalazioni all'Istituto Case Popolari, segnalazioni che non hanno mai sortito alcun effetto, ma oggi per chi abita in questa zona della città la situazione è insostenibile. A tarda sera grossi ratti si arrampicano sui muri vicino all'ingresso e qualcuno se li ha anche ritrovati dentro casa. Ormai i topi sono i nostri coinquilini più affezionati. Li troviamo ovunque, a casa, nei balconi, nella scala, nel quartiere. Questo problema ovviamente c'è da sempre, da una vita. La manifestazione si è accelerata e ingrandita molto nell'ultimo periodo, da quando anche l'igiene nel quartiere viene a mancare. Ma non è tutto, perché c'è anche chi ha soli 30 anni è costretto a rimanere a casa, visto che l'ascensore, fermo ormai da un mese, non viene riparato. Giuseppe è un ragazzo che a causa di una grave patologia è costretto a muoversi con un girello. 5 piani a piedi sono impossibili da percorrere e così è costretto a rinviare di giorno in giorno controlli e possibili terapie. Chiedo solo una cosa: l'ascensore è più di un mese che io sono chiuso a casa, mangiandomi il cervello, facendo avanti e indietro, cucina e soggiorno. Perché non posso uscire per fare una visita, non posso uscire per andare al fisiatra, non posso uscire manco per prendere un boccone d'aria e dire respiro un po' d'aria diversa. Gentilmente, un po' di cuore, solo questo chiedo. Bullismo e cyberbullismo nel contesto della scuola attraverso i bisogni dei ragazzi nella loro crescita. Il convegno che si è svolto ad Acireale è stato promosso da Telefono Arcobaleno, come ci racconta Orazio Longo. Dallo stereotipo di genere al bullismo e al cyberbullismo, la scuola è uno dei contesti in cui il minore manifesta non solo i bisogni, le aspettative e le sfide, ma soprattutto le difficoltà che può esprimere nel corso della sua crescita. Se ne è parlato nel corso del convegno La scuola e la tutela del minore ad Acireale. Dallo studio presentato da Telefono Arcobaleno è emersa la necessità di progettare programmi di prevenzione del disagio rivolti agli insegnanti. Necessità formativa da parte del corpo insegnanti, si sentono non preparati a gestire ad esempio le forme d'abuso, si sentono impreparati a capire come gestire, ma anche a capire quando la situazione è quella concreta. Chiedono formazione e, se pensiamo a degli effetti strutturali sugli studenti, la non preparazione dell'insegnante può avere un po' l'effetto Pigmalione, cioè l'effetto strutturale che sulle, per esempio, differenze di genere, sugli stereotipi, può influenzare anche lo studente. Violenza sulle donne, tutela dei minori, povertà educativa sono i temi degli incontri in una logica di cooperazione e contatto diretto con tutti i soggetti che si trovano a dover gestire il sospetto maltrattamento. Abbiamo dei minori che hanno bisogno di essere seguiti dallo Stato e quindi dai servizi che lo Stato fornisce, in questo caso anche il sistema sanitario, oltre che i servizi sociali, ma non abbiamo un coordinamento di tutti questi organismi istituzionali. Parlo del Tribunale, parlo delle forze dell'ordine, parlo dei comuni, parlo appunto del servizio sanitario regionale. Credo serva mettere questo a regime, trovare il modo per fare parlare questi interlocutori. La ricerca, realizzata tra aprile e giugno 2025, ha coinvolto circa 60.000 insegnanti in tutta la Sicilia.
Oggi è la giornata mondiale della pasta, un piatto sempre presente sulle tavole degli italiani e non solo, ovviamente in tutto il mondo, rappresenta l'Italia appunto nel mondo, corta, lunga, liscia o rigata, si può fare in tutti i modi, come ci racconta Tonino De Mano. Cos'è oggi? È la giornata mondiale della pasta? Esatto, ti sei aggiudicato un bel piatto di pasta, come lo facciamo? Carbonara? Carbonara. Spaghetti con pomodoro. Pasta o Norma? Pomodoro carbonara Norma e poco importa se corta, lunga, liscia o rigata. La protagonista indiscussa è la pasta, un piatto irresistibile che stimola il palato e non solo. Un italiano su due mangia pasta ogni giorno, con l'export che cresce di anno in anno e che conquista i mercati di tutto il mondo, dal Regno Unito alla Germania, dalla Francia agli Stati Uniti. Fa bene alla convivialità e al sonno. Un piatto di pasta aumenterebbe anche la serenità grazie alla produzione di serotonina, l'ormone del buon umore. Infatti mette buon umore, d'altronde con gli zuccheri che contiene ti rianimi, come si suol dire. Spaghetti. Come sono? Buonissimi. Faccia il bagno e l'acqua è caliente e mangia la pasta. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Alberto Sordi, che divora la pasta, è una delle scene più famose del cinema italiano e la celebra anche la nazionale femminile di volley, campionesse del mondo e basta, anzi è pasta. E poi vista l'ora sicuramente questo servizio stimola anche l'appetito. Parliamo di musica adesso perché va di scena al Pala Rescifina di Messina il terzo concerto di fila, quello che chiude il trittico dei Negramaro. La band salentina è stata salutata con una calorosissima presenza in un Pala Rescifina assolutamente strapieno. Vediamo. La musica, l'energia, l'adrenalina e la voce inconfondibile di Giuliano Sangiorgi. I Negramaro hanno ritrovato Messina dopo 2 anni con un trittico di concerti al Pala Rescifina che oggi vivono l'ultimo atto che hanno coinvolto ed emozionato. Uno spettacolo giuliano-centrico e il leader della band pugliese ha dettato i ritmi, vuoi più intimistici, fatti di silenzi e musica, vuoi più diretti, con i successi più famosi. Non si risparmiano i Negramaro, si canta, si balla, è un'atmosfera vissuta con tanti slogan e messaggi forti contro la guerra, il progresso che diventa regresso, contro i femminicidi, i vecchi successi e il nuovo album con un finale che non ti lascia fiato, l'immenso, via le mani dagli occhi, Marziani, meraviglioso. Torna l'ora solare, il cambio scatterà alle 3 di questa notte quando sarà necessario spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora, quindi si passerà dalle 3 del mattino alle 2, un passaggio che regalerà un'ora di sonno in più. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, tra poco lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. In campo oggi il Palermo in quel di Catanzaro. Per Inzaghi questa è la gara più complicata, ancora qualche dubbio di formazione, come ci racconta Marco Gullà. La gara più dura che potessimo affrontare. Filippo Inzaghi non fa giri di parole per etichettare la sfida di oggi alle 19:30 che il suo Palermo giocherà al Ceravolo di Catanzaro. Rosanero che devono necessariamente vincere per non perdere terreno dal Modena, primo e a più 5 sui siciliani dopo la vittoria di ieri sera contro l'Empoli per 2-1. Partita dura di Serie B, insomma, scordiamoci Catanzaro che ha problemi. Il Catanzaro è una squadra che pressa poco, insomma, quella dell'anno scorso, che ha fatto molto bene, che ha secondo me un bravissimo allenatore che è stato anche mio ex compagno. Mi farà molto piacere ritrovarlo e sfidarlo,
Per cui come sempre per ottenere risultati ci vorrà il miglior Palermo. È chiaro che le cose dipenderanno da noi come affronteremo la partita, ma sono sicuro che la squadra è pronta e farà una grande gara. Non ha ancora sciolto il dubbio su chi giocherà in avanti assieme a Palumbo e poi Giampaolo, Brunori o Leduaron, Ranocchia e Segre verso la conferma a centrocampo, in difesa Pierozzi, Pede e Ceccaroni. Ma la partita sarà molto complicata e difficile, però insomma speriamo di essere all'altezza e di fare una grande partita. Catanzaro, che ha perso le ultime 2 gare, in avanti si affiderà a Cisei e Mello, fischio d'inizio alle 19:30. Il Catania invece domani riceve il Benevento al Massimino Consueto Pienone. Toscano dovrebbe confermare la stessa formazione vista con la Salernitana, ma ci racconta tutto Marco Carli. Altra domenica, altro big match nel solito Massimino stracolmo. Dopo la Salernitana è il turno del Benevento. Il Catania dall'ultima vittoria ha tratto solo fiducia e convinzione nei propri mezzi e proverà a sfruttare ancora il fattore campo, anche se l'avversario, nuova capolista insieme alla Salernitana appena battuta dagli etnei, è di quelli tosti. Il Benevento è una squadra in testa alla classifica, con numeri importanti. L'attenzione che abbiamo dato le caratteristiche, che sono diverse, non più forti o meno forti della partita precedente, è la giusta strada per affrontare la partita con gli strumenti giusti per alla fine portare a casa questa partita. Con Martic e Raimo assenti le scelte riguardano soprattutto il centrocampo. Aloe e Corbari scalpitano, ma alla fine Toscano confermerà la formazione iniziale delle ultime 2 gare con Giuliano e Salernitana, Quaini in mezzo e Cicirelli con Lunetta alle spalle di Forte. Il tecnico sa che dalla panchina potrà attingere, come succede da qualche tempo. Le alternative, ci sarà anche Caturano, sono valide. I miglioramenti sono figli di questa competizione. Quando dicevo sì, quando sei in emergenza devi trovare soluzioni, però quando sei tutti il livello cambia. Data l'affluenza prevista, la società etnea suggerisce ai propri tifosi di arrivare al Massimino con largo anticipo. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 12. Il Siracusa ospita oggi pomeriggio al De Simone il Casarano, impegno casalingo anche per il Trapani, che domani invece riceve l'Audace Cerignola. Sentiamo Colosi. Partita da bivio senza ritorno. Oggi con inizio alle 17:30 il Siracusa si gioca parte del suo futuro contro il Casarano. Serve un risultato positivo, possibilmente una vittoria, per rallentare una crisi che sembra senza via d'uscita. Il Casarano, ferito dal derby contro il Foggia e matricola sorpresa del girone, non è il migliore degli avversari per riscattarsi. Gli azzurri giocano anche per Marco Turati, fin qui blindato dal presidente Ricci, ma la sua posizione è incerta. Il mercato è lontano, come il penultimo posto, oggi distante 5 lunghezze. Gioca Catena per l'infortunato Puzzone. Centrali di difesa Pacciardi e Bonacchi. A centrocampo Gudelevicius dall'inizio. Con i trequartisti Guadagni, Limonelli e Valente c'è Molina prima punta. Panchina a rischio per Salvatore Aronica. Il presidente Antonini studia nuove soluzioni e potrebbe cambiare in caso di mancata vittoria del Trapani al Provinciale nel lunch match di domenica contro l'Audace Cerignola. In 6 giornate una sola vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte per i Granata, la seconda a Caravaggio contro i giovani dell'Atalanta. Crisi anche per i pugliesi, reduci da 3 KO consecutivi contro Cosenza, Casarano e Cavese. Panchina a rischio per Maiuri. 2 assenze Granata, l'infortunato Nicoli e il capitano Benedetti, squalificato per 4 turni. A sinistra ci sarà Ciotti. In attacco si torna al Trapani della prima parte di stagione con Canotto, Fischnaller e Grandolfo. Altra novità in difesa con il rientro dal primo minuto di Salines. Mercoledì prossimo Trapani a Potenza con il Sorrento nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. La pallanuoto femminile adesso, perché oggi alle 17 in vasca Annesima c'è l'Orizzonte Catania per l'esordio in Champions contro le spagnole del Sabadell. Sentiamo Marco Carli. Le stelle scendono in vasca, pomeriggio di Champions alla piscina di Nesima con l'equipe Orizzonte che alle 17 riceve il Sabadell, prima di 6 partite in un girone a 4 in cui sono inserite anche le altre spagnole del Mataró e del Terrassa. 6 gare, si qualificano le prime 2, ma intanto la concentrazione è solo per il primo match, si vuole partire al meglio. È stata una settimana
forte, intensa con la squadra, ma una settimana bella. Sabadell è una squadra forte. Spettacolo da gustare in una città che offre la possibilità di vedere tanti sport ad alto livello. Annesima si sfidano due pretendenti al titolo. La Halligan confida nel pubblico per trascinare la titolatissima squadra etnea. Giochiamo forte, poi vediamo dove arriviamo. Spero tutti i nostri tifosi arrivino in piscina e tutti di Catania dietro di noi. Bene, il TG finisce qua. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.